Non ti avevo mai visto così. Non mi fai impressione perché ti voglio bene e perché so anche qual è il messaggio che vuoi lanciare, lo hai anche spiegato in apertura di trasmissione, però sono curioso di sentirti e di vederti all'opera. È inquietante. Sì, un po' inquietante è. Inquietante, perché io voglio, voglio proprio sfatare, li ho scelti belli apposta. Sì, sì, si vede, sì, sono proprio perché simpatici. se la bellezza è un reato, fucilateli. Sì. Va bene, e servono, sono queste figure inquietanti, perché questo dice che noi camminiamo sempre, sono luoghi comuni. Questo è lo spettacolo da cui è tratto il pezzo che vediamo, prego. Io ho sempre detto che ci sono delle differenze tra nord e sud, adesso ne elencherò qualcuna veloce, però cambia il nostro atteggiamento, perché non ne posso più di questi della Padania che mi telefonano per raccontarmi barzellette. C'è stato uno che mi ha chiamato e mi ha detto: sai l'ultima sui Terun? Ci se no, raccontamela. Sei in barca, sei in alto mare, ti si rompe la bussola, che fai? E non saccio, che faccio? Ci avrai un meridionale nell'equipaggio, no? Lo butti in acqua e istintivamente va al nord. Ci arrestai troppo male. Che sono di quelle cose cattive, perché i siciliani abbiamo questa vocazione ad emigrare, no? Che non è vero. Noi, se ci mettono nelle condizioni di stare nella nostra terra, ci stiamo anche volentieri. Cambiano le parole, cambiano i linguaggi. Lo so, io mi rifaccio sempre al corteggiamento. Noi siamo romantici, sentimentali, una femmina assecutiamo. La invitiamo a cena, gli offriamo i fiori. A Milano sono essenziali, al nord. Uè, vieni a cena con me? Sì, me la dai? Se una di Catania dice me la dai, ti dici che cosa, la simpatia? Già ce l'hai. Anche il modo, io ho sentito un milanese dire a una donna non so cos'hai. Certo è che mi smuovi quel quid. Io non sapevo che si chiamava quid. Noi in Sicilia saremo anche un po' più grezzi, però più di cuore. Io a Palermo ho sentito uno corteggiare una donna e ci disse non so cos'hai, certo è che incrementi la produzione dei globuli rossi. Dici, ma che vuoi dire? Che mi fai sangue? Ah. La cosa più bella l'ho sentita a Catania, al mercato del lunedì, che ci sono tutte queste bancarelle. C'era una turista tedesca, doveva essere una teutonica, alta, 1,85 m, le cosce gli partivano da sotto i lobi delle orecchie, aveva una coscia che era un'autostrada, questo davanzale no fiorito, chiassai, era una serra. Bionda, con l'occhio azzurro e una minigonna vertiginosa che ci faceva la colonoscopia. Un bancarellere tignoso, quando la vite passare s'andappava in mano da digna che passa da un esposito che suonava i banchetti e disse a una manda adesso. Dopodiché si è rivolto alla signorina e disse: signorina, permette una parola? Ci prego, che lei è come poco, non si è tenente. Questa è la nostra mafiosità, che poi dico noi siciliani siamo costretti a vivere in condizioni veramente ancora disagiate. Si parla tanto di viabilità, di TAV, alta velocità. Ma mi su primo ponte, la prima peggia, poi ponte su proscritto. E maniaci autostrade ne abbiamo. La Messina, Palermo, 40 anni. La Siracusa Gela, ne ha sequestrato prima era Rannilla. E poi dici che c'è sui limiti di velocità. La Messina, Palermo, non resero, vero che non resero? Menza corsia. Perché pensare, sa, quando ci arrivano l'altro finanziamenti, e allora ne fanno consumare a picca. Prima una metà e poi l'altra metà.
A Milano no. A Milano hai l'imbarazzo della scelta. Prendo la 2 e la 3, se la Mare Laghi c'è traffico, prendo la Monteneve, c'è l'Eurostar, treno ad alta velocità. Se uno si innamora di una di Venezia, che sono 250 chilometri, il milanese il venerdì sera prende l'Eurostar, treno ad alta velocità, in 1 ora e mezza lui è a Venezia. Passa il weekend con la fidanzata, la domenica sera riprende l'Eurostar, 1 ora e mezza è a Milano, l'indomani mattina è al lavoro. Lavoro, guadagno, spendo, pretendo. Penso, mi muovo, realizzo, monetizzo. Yes. Se uno di Castelvetrano si fa zitto con una demodica, un weekend ci squaglia andogeno. Ci sono queste littorine. C'è stata una signora sulla littorina, ci sono venute le doglie del parto e ha chiamato aiuto controllorio. Il controllorio diceva, signora, ma magari lei gli stesso a pigliare un treno in questa condizione. Dice, che sta dicendo? Quando pigliai un treno manco incinta era. Allora, per la situazione stradale, piste ponte, piste autostrade che mancano, piste limiti di velocità, niente, i limiti di velocità non occorrono. Noi siamo costretti a camminare a 40. Ci sono pertuse andesate. Allora tanto valisse rinunciare ai mezzi e tornare ai mezzi di una volta, o scecco. Non vedo carretto, o scecco. Almeno un scecco c'hai un rapporto umano, non è una lettorina. Abbiamo sciccareddu, ma tanto saporito, a mia mi l'ha ammazzato, povero scecco mio, chi bella voce via, pariano gran tenore, sciccareddu di lume cori, come io t'hai a scordare, sciccareddu di lume cori, come io t'hai a scordare. E quando cantava Facia, e quando cantava Facia, e quando cantava Facia, e quando cantava Facia, portandolo a vivirare, virenno in terra bagnato, d'umusso zuccherato, in terra in cielo spincia, chi bello muso via, su taglio capezzone, sciccareddu di lume cori, campa tu e comore mori, sciccareddu di lume cori, campa tu e comore mori. E quando cantava Facia, 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 come Facia? Maurizio Terun in tournée con Massimo Spada. Grazie, ci vediamo dopo. Questo è un Sciccareddu in una versione nuova. Arrivo da Gianni Bella e soprattutto da Gino Storina. Un saluto.